Le temperature calde di questo mese d'ottobre ci riportano alla memoria la stagione estiva e mai estate fu più calda per Bassano e la sua politica. Da giugno ad agosto ne sono successe di tutti i colori, politici e non, il corteo, la sfilata di protesta per i paventati licenziamenti di Baxi con la sindaca Elena Pavani in testa e poi il destino che sembrava impossibile da separare, quello appunto di Baxi e Pengo, i toni che si erano alzati sui social con i consiglieri comunali definiti infami per aver difeso il verde e la cittadinanza esclusa da ogni confronto. Ecco, su questo e su tanto altro c'è da riflettere adesso che siamo a mente fredda, perché metodo e modo scelti dall'amministrazione per gestire, risolvere il problema del triangolo Baxi-Pengo-San Lazzaro è a conti fatti da grave insufficienza in geometria. Il risultato ottenuto forse spero faccia storia ed esperienza per non fare più così, perché siamo riusciti a spaccare in due la città, a mettere contro quartiere con quartiere, siamo riusciti a denigrare l'organo istituzionale più importante della città, il Consiglio Comunale. Ricordo come sono stati descritti, chi ha votato, si sono espressi sostanzialmente con aggettivi denigranti nei confronti della libertà di voto dei consiglieri comunali, e per non descrivere altre situazioni che sono proprio venute a creare nella gestione di questo problema. Non basta vincere le elezioni, ma bisogna confrontarsi quotidianamente con la città e condividere le scelte insieme. Chi amministra, chi viene votato, naturalmente ha la responsabilità di decidere, ma previo confronto e naturalmente la necessaria preventiva informazione rispetto a cosa sta succedendo. Come dire, c'è modo e modo per amministrare e per risolvere i problemi. Ad esempio, per il triangolo Baxi-Pengo-San Lazzaro, la sufficienza in geometria sarebbe arrivata semplicemente moltiplicando, cioè coinvolgendo la base, i cittadini, per l'altezza, chi amministra la città, e dividendo per due i destini di Baxi e Pengo. Bastava poco a volerlo.